Accelerare sulla campagna vaccinale per immunizzare anche quel 13% di anziani veneti che ancora manca. All'appello è quanto chiedono le segreterie generali venete dei sindacati dei pensionati, preoccupate per quei 160.000 over 65 che ancora non hanno ricevuto la prima dose. Si tratta evidentemente di quello zoccolo duro di persone che, nonostante gli appelli, le lettere inviate a domicilio, gli inviti quasi porta a porta dei sindaci, non si sono ancora immunizzati ed ora, con il dilagare della variante Delta, rischiano di più. Che il vaccino funzioni è fuor di dubbio, lo dimostrano i dati delle case di riposo. Nel nostro caso, da gennaio ad oggi abbiamo vaccinato 2000 persone e non abbiamo più avuto nessun caso di Covid. Io non so chi ha ragione o torto, io porto i dati di realtà. Ecco, il dato di realtà è questo. Cosa succede? Succede che la variante, cosiddetta variante, va a beccare soprattutto i ragazzi che non sono vaccinati e che portano all'interno della famiglia il virus, il quale va a intaccare quelle persone oltre i 65 anni che non hanno ancora la vaccinazione. Ed è di queste ore la circolare del Ministero della Salute sulle visite nelle RSA, circolare che richiama l'attenzione sull'opportunità di assicurare ad un familiare, purché munito di Green Pass, l'accesso alla casa di riposo per la visita al proprio caro, anziano o disabile, tutti i giorni della settimana per una durata possibilmente di 45 minuti, misura che all'ISRA di Treviso, con 700 visite di parenti a settimana, è già in vigore, anche se, sottolinea il direttore, il problema è un altro ed è sempre legato all'ormai drammatica carenza di personale. Il Ministero continua a fare le regole senza rendersi conto di come stanno vivendo le RSA. Non si può tenere aperto per sempre 45 minuti al giorno per tutti a 360 gradi senza il personale o comunque in periodo estivo dove il personale va in ferie dopo 18 mesi di lavoro in miniera. Ecco, questo mi sembra che il governo sia poco attento a queste cose. Ci dia una mano e faremo così e molto di più.